partito dell'Italia dei Valori ritiene sia un proprio dovere, oltre che un proprio diritto, illustrare ai cittadini italiani il lavoro fatto. Ovviamente qui si tratta soltanto di elencare anche alcuni degli impegni più importanti che abbiamo portato avanti in questa legislatura, rimandando poi a tutto ciò che sarà trovato in rete e nelle pubblicazioni per il lavoro svolto da ciascun parlamentare e dall'intero gruppo dell'Italia dei Valori e dal partito dell'Italia dei Valori. L'occasione è importante anche per fare una fotografia di ciò che è successo, di qual è la situazione attuale e di quali sono le prospettive future, sia con riferimento all'Italia dei Valori, sia con riferimento al quadro politico nazionale in cui ci troviamo a vivere. L'Italia dei Valori in questi 5 anni ha portato avanti con la schiena dritta importanti battaglie in materia di giustizia sociale, in materia di politiche del lavoro, in materia di controllo delle spese e delle entrate del bilancio dello Stato, in materia di trasparenza, in materia di tributi, in materia di politica estera, in materia di sanità e così via. Il nostro lavoro l'abbiamo svolto con assoluta indipendenza e per questa ragione ne stiamo pagando le conseguenze, perché come potete immaginare, se oggi siamo fuori dal Parlamento è perché nell'ultimo anno abbiamo voluto decidere cosa fare con la nostra testa senza doverci piegare a condizioni inaccettabili per il Paese. Vorrei segnalare che fino alla foto di Vasto l'Italia dei Valori era un tutt'uno all'interno di una coalizione di centrosinistra che aveva come obiettivo una maggiore equità sociale e una maggiore armonia tra sviluppo e solidarietà. Quando è caduto il governo Berlusconi, e vorrei ricordare a tutti che l'Italia dei Valori è stata tra le formazioni politiche che con più determinazione ha lavorato per mandare a casa il governo Berlusconi, invece di andare alle elezioni come si usa in qualsiasi democrazia, per ragioni ancora oggi tutti da comprendere, si è preferito appoggiarsi a un cosiddetto governo tecnico che alla luce dei fatti è stato una cura peggiore del male. Questo l'Italia dei Valori l'ha detto per la prima volta e per 54 volte consecutive, votando no alla fiducia che il governo tecnico, cosiddetto tecnico, ci ha chiesto. Ebbene, abbiamo preso atto alla fine della legislatura che i partiti che hanno appoggiato il governo Monti tutti hanno ripudiato quei provvedimenti. Lo ha detto in modo chiaro il candidato Presidente del Consiglio Bersani, dicendo appunto che bisognava cambiare le leggi del governo Monti, lo ha detto in modo brutale e sconcio il Presidente Berlusconi, il Presidente di Forza Italia o del Popolo delle Libertà, che a dir si voglia, Berlusconi, rinnegando ciò che aveva votato fino all'ultimo momento, lo ha detto con un'ipocrisia e una faccia tosta, lo stesso Monti, guardandosi allo specchio, dicendo che i suoi provvedimenti era stato costretto a farli in quel modo per motivi di compromesso politico. Quando un governo tecnico non ha il coraggio di fare ciò che serve al Paese, ma si adatta al compromesso, non è più tecnico, ma è un governo venduto. Siamo orgogliosi quindi di aver fatto il nostro dovere in questo anno e mezzo di legislatura Monti, di governo Monti, e anche se questo ci è costato un'alleanza che noi avremmo voluto mantenere e, come potete trovare nelle cartelle o potete richiedere al nostro ufficio stampa o troverete in rete, fino all'ultimo minuto, anche per iscritto, noi al centro-sinistra e nello specifico al candidato Presidente Bersani avevamo chiesto di far parte della coalizione studiando una base programmatica comune.
Oggi il Paese non sarebbe ridotto in questo stato di ingovernabilità se il centro-sinistra, in particolare il Partito Democratico, ancora più in particolare Bersani, non avessero fatto un ragionamento di ingordigia, cioè pensando di poter vincere da soli, hanno voluto eliminare dalla coalizione un partner scomodo con la schiena dritta, ma che oggi potevamo permettere a quella coalizione di uscire vincente alle elezioni, sia alla Camera che al Senato, e oggi avere un governo per il Paese non solo sul piano del risultato numerico, ma anche sul piano dell'impegno programmatico. Ma questa è storia passata. Oggi dobbiamo guardare al futuro. E allora, con senso di responsabilità, l'Italia dei Valori ieri si è riunita nel suo esecutivo nazionale e qui mi limito soltanto a indicare le deliberazioni ufficiali che abbiamo preso. Evidentemente poi si può dare tutte le spiegazioni necessarie per quale ragione siamo arrivati a queste deliberazioni pressoché unanimemente. Primo, noi dell'Italia dei Valori abbiamo cercato di costruire per le elezioni una compagine alleata con altri partner politici e esponenti della società civile, con la lista Rivoluzione Civile, una lista che si è dimostrato, proprio perché al di fuori della coalizione, una lista che non è stata apprezzata dall'elettorato e come tale ne abbiamo preso atto e l'altro giorno ho formalmente detto al mio amico, che saluto e abbraccio, Antonio Ingroia, che quell'esperienza deve essere considerata un'esperienza non ripetibile e come tale abbiamo dichiarato noi dell'Italia dei Valori che riprendiamo il nostro cammino come partito dell'Italia dei Valori, ritenendo che le esperienze che mettono insieme più identità politiche e partitiche finiscono per rendere più confusione nell'elettorato che effusione. E in questo senso ne abbiamo preso atto, responsabilmente ce ne siamo assunti la responsabilità, ma dichiariamo conclusa quell'esperienza. La seconda cosa che abbiamo deliberato ieri come esecutivo nazionale è quello di, con grande senso di responsabilità e anche di umiltà, di riprendere un cammino e di proporre al centro-sinistra una ripresa del cammino comune, perché non vorremmo che a forza di fare divisione, di dividerci in 1000 rivoli, si finisca per continuare a dare spazio ad una realtà politica, quella governata da Berlusconi, che tanto danno ha prodotto al Paese, o quello governato dal compromesso, per sua definizione, Monti, che nel tentativo di far quadrare i conti sta facendo pagare i conti ai più deboli e ai più onesti. Per questa ragione, ieri, oltre che decidere in merito al futuro dell'Italia dei Valori, abbiamo deciso innanzitutto il percorso politico che intendiamo portare avanti a partire dalle prossime amministrative. Si vota in oltre 800 comuni e noi intendiamo essere presenti come Italia dei Valori nei comuni dove si vota, laddove la legge prevede la presentazione di simboli con il nostro simbolo, proponendo ai partiti del centro-sinistra un'alleanza di coalizione a partire dalle prossime amministrative, a partire proprio dal Comune di Roma e per poi svilupparsi in tutte le altre realtà amministrative italiane, con l'obiettivo di arrivare a quel che non potrà che essere una tornata elettorale prossima avventura, con un senso di responsabilità di parte di tutti e stare insieme onde evitare che domani possa tornare al governo un'esperienza così malefica come quella del governo Berlusconi o così ragionieristica come quello del governo Monti. Ciò premesso, l'Italia dei Valori però, con senso di responsabilità, ha anche compreso che è necessario anche al proprio interno un segno di discontinuità netto e profondo e per questa ragione
abbiamo deliberato di realizzare un congresso straordinario dell'Italia dei Valori attraverso un preventivo tesseramento, vale a dire iscrizione di coloro che si vogliono impegnare o continuare a impegnarsi nell'Italia dei Valori, con un tempo molto limitato e preciso, cioè entro la data delle prossime elezioni amministrative, cioè entro il 25 di maggio, chi vuole ricominciare il proprio percorso all'interno dell'Italia dei Valori ha facoltà di poterlo fare dando la propria adesione all'Italia dei Valori, e abbiamo promosso per il prossimo 28, 29 e 30 giugno un congresso straordinario che abbia come obiettivo una rigenerazione della propria classe dirigente, un superamento della personalizzazione del partito. Lo stesso mio nome il giorno del congresso sarà tolto dal simbolo del partito, fermo restando il gabbiano che ci siamo affezionati tutti quanti, e con modifiche statutarie profonde che portano ad una completa individuazione dal basso e attraverso la propria militanza della classe dirigente a tutti i livelli, ivi compreso quello del segretario politico. Tale sarà il ruolo operativo che intendiamo dare alla nuova Italia dei Valori. Finora c'era il presidente operativo, oggi il presidente diventerà più un ruolo di garanzia, mentre il segretario operativo sarà il segretario politico, non operativo, il segretario politico sarà quel che il congresso vorrà, ed io proprio in segno di cambiamento, di rinnovamento, di ringiovanimento, di snellimento e di ricambio accompagnerò questo percorso dell'Italia dei Valori da presidente dimissionario, tale sarò al congresso, o meglio il ruolo che attualmente io dovrà passare, ci auguriamo, ad una figura in grado di rappresentare unitariamente tutto il partito e di ringiovanire il partito, fermo restando il mio impegno all'interno del partito, il mio impegno all'interno dei ruoli che il partito vorrà assegnarmi, ma certamente non quello di segretario politico, proprio perché abbiamo necessità di questo rinnovamento. Cosa abbiamo fatto in questi anni? Sinteticamente ve lo diranno i due capigruppo. Vorrei soltanto sperare che alle prossime elezioni politiche si possa andare con una nuova legge elettorale, perché questa legge elettorale, così come formata, alle persone in buona fede come me hanno portato a fare degli errori di scelta, alle persone in malafede, come il rinvio a giudizio che c'è stato oggi nei confronti di Berlusconi e De Gregorio, la richiesta di rinvio a giudizio dimostrano, ha portato a comprare il consenso. Questa è una legge elettorale criminale che ci auguriamo che questo Parlamento abbia il coraggio, la responsabilità e l'umiltà di eliminare, per fare in modo che i cittadini possano decidere loro chi mandare in Parlamento e soprattutto chi mandare a casa. Grazie.